Nell'episodio precedente. Tutte le porte di casa sono chiuse? Guarda fuori dalla tua finestra. Mi sta spaventando? Non staccare gli occhi da lui, Chloe! Chloe, non li staccare, Chloe! E se ti scrive, non rispondere. Promettimi le mele melò. Promettimi le mele melò. Oddio, oddio, risà Chloe. Oddio. Papà, cosa è suo padre? Che? Ho appena sentito qualcosa sbattere. Ta 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 ta. Una porta? No, penso che fosse puntino puntino. Che cosa? Che? Non è possibile che quella cosa sia entrata dal camino, giusto? È troppo grande, cioè non ci trasi in tuo cammino. Può fare cose che nemmeno immagini. E che è Babbo Natale che trasi il cammino. Tu come lo sai tu, babbo? Come lo sai? Esci dalla casa. Ma questo struzzo. Corri dai vicini. Sono a 2 km da qui, sono a 2 km di distanza da qui, papà, non ti distruzzate. Quella cosa mi verrebbe addosso in un attimo. Qui come intelligente stavo anche uno, parto, è intelligente. La sento arrivare. Gesù mio, un freddo in cuore. Vado nella camera di sicurezza, una tavola, sei scema? No, non puoi. Ho finito di darti retta. Finché non incominci a spiegare. Maledizione, va bene, dice suo padre, mi hai scassato cazzo, ma di tutte cose. Tua sorella è stata rapita da quella stanza. Di cosa stai parlando? Avevi una sorella? Cioè che se non sapevi manco che teneva la sorella, figurati. Cosa? Prima che tu nascessi, quella cosa è entrata nella nostra casa. Ancora non ci capisco che cosa sta facendo venire là, che cosa, che è sta cosa? E l'hai presa dalla camera di sicurezza. Cos'è, una specie di scherzo? No, Chloe, no, sono serissimo. Ta 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 ta. Ora puoi, per favore, puntino, 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 uscire da quella spazzima di casa? Perché? È un palazzo. Ci sono 40 stanze, un sacco di angoli segreti in cui nascondersi. Te l'ho detto, dice suo padre, mi fai sempre le stesse cose, non si ma cosa dici, ma che te l'ho detto. È già stato qui prima, cioè quindi di stu cristiano, sta cosa che la voce a questa, già sa tutto il posto. Conosce la casa. Ma non è che la mandi di bucchiere, di buchi, che non lo so. Anche tu, papà, e non riuscivi mai a trovarmi. Quando giocavamo a nascondino, babbo, tu non mi trovavi, babbo, è lì che andrò, nel mio nascondiglio segretissimo. Cioè, ok, ma non dimmi dove. Ma che sto scemo, te tu? Vacci e basta, va. Perché? Può leggere i nostri messaggi sto cristiano? Non ne sono sicuro, ma sembra che sappia le cose in qualche modo. Cose che nessuno dovrebbe conoscere. Le ha sempre sapute. Hai detto prima che potrebbe scrivermi messaggi. Significa che è umano? No, non è umano. Ma mente e inganna come solo noi possiamo. Oh bella azienda pisocca, sto facendo venire. Può essere crudele oltre l'immaginabile. E userà qualsiasi mezzo per arrivare a te. Pure la bicicletta non è stata accorta, eh? Perché? Che su domani, perché? Cioè, che se ci fate male sto? Non lo so. Un padre ci ha messo solo l'ansia vuole, già ti manco un cazzo, vero? Sembra che tu sappia molte cose di lui, di sapere vicino quanto. Tranne il motivo per cui vuole le tue figlie. Ti ho detto che è crudele. Più crudele di te che non mi hai detto che avevo una sorella. Ovviamente un po' crudello. È stato 15 anni fa, faccio lo cazzo. Ma tu fai venire un anno prima che tu nascessi.
Non posso credere che mamma non me l'abbia mai detto. E che zuccolello pure, ma è stata una sua idea di non farlo. Allora mi rasero io. Cosa? Perché? Perché non era sua figlia. E casa tua non mi decide niente. Ta 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 ta. Avevo un'altra moglie. Mannaggia Battini, tutto mo ci sto dicendo questa. Prima di sposare tua madre. Chloe? Chloe, sta bene? Chloe, rispondi però. Come diavolo posso stare bene? Tutto quello che dice è una bugia. Perché la figlia non ci può credere ovviamente a sto fatto. Nessuno ti ha mentito. Semplicemente non te l'abbiamo mai detta. Mi sto stufando di chiedere. Non sta con la finestra, Ovviamente dice sta cosa è rotto cazzo, chiedere sempre perché. Non mi sa, c'è un gioco del perché. E dice oh, padre, perché la mia prima moglie si è uccisa. Quella cosa aveva preso nostra figlia. Mia moglie aveva perso la ragione, così si è sparata, ok? E che bella cosa, si è raccontata sta figlia, curro. Io avrei potuto seguirla se non fosse stato per tua madre. Lei mi ha salvato da quell'incubo e voleva risparmiarlo anche a te. Diceva figlio, mio Dio, lo so, sono stati momenti terribili, ma li abbiamo superati. Diceva figlio, no, intendo, oh mio Dio, cioè, cosa sta succedendo? Aspetta un attimo, aspetta, mamma, oh mio Dio, penso che mi abbia trovato. Un mostro ha trovato quello, aiù. Un mostro l'ha trovata. E continua, lo vedrete nel terzo episodio, aiù. Ci sarà il mostro. Per un prossimo episodio, aiù, arriviamo sempre a 2000 like. Mi raccomando, non mi deludete. Sti storie fanno venire fuori di navi shock. Quindi, se volete ancora altre storie, facetemi sapere nei commenti, mettete un like, non vi scordate se non mancate. Sapete che mancare, però se mancate, mi rompo cazzo, non c'ho palazzo, sono un po' cazzo, ma io non cazzo. E mica zitto, quindi. Mi raccomando, prossimamente il terzo episodio, continuo di questa brutta storia. Ciao, aiuto, buonanotte.